Tutti sapevano che quella donna aveva dei problemi, che quella relazione con un uomo parecchio più giovane di lei era malata e che lui la picchiava, eppure nulla è stato fatto fino a quando Elda Tandura, 66 anni, ex insegnante di Vittorio Veneto, è finita all'ospedale in coma e dopo un mese di agonia è morta. Ora lui, il compagno, 47 anni, di Preganziol, è accusato di maltrattamenti aggravati che avrebbero causato la morte della donna con la quale aveva una relazione burrascosa. Elda Tandura si è spenta 2 giorni fa all'ospedale di Vittorio in seguito a delle lesioni che, secondo l'ipotesi dell'accusa, sarebbero conseguenza delle percosse subite durante l'ennesima violenta lite con il compagno. Oggi il 47enne è stato convocato assieme al suo legale Alessandra Nava per l'interrogatorio. Ci ha colto un po' di sorpresa perché non era stato preceduto da nessun altro avviso dal punto di vista, diciamo, giudiziario, e quindi abbiamo ritenuto in questo momento di avvalerci della facoltà di non rispondere. Ora si attende l'esito dell'autopsia che dovrebbe essere eseguita la prossima settimana. Se l'esame proverà la correlazione tra le percosse ricevute ed il decesso della donna, la posizione del 47enne si aggraverebbe, anche perché non è mistero per nessuno che la relazione tra i due fosse burrascosa, maturata in una situazione di disagio e costellata di violenza, con vari episodi di maltrattamenti per i quali si era reso necessario l'intervento dei carabinieri. L'autopsia potrà chiarire le cause del decesso e le eventuali responsabilità.